Sul progetto dell'ipermercato di Due Carrare si alzano i toni dello scontro e arriva anche un ricorso al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, al quale l'Associazione Commercianti di Padova si rivolge presentando tutti gli atti relativi al maxi progetto che secondo l'Ascom va fermato a tutti i costi. Abbiamo dato il via al ricorso al TAR perché non lasciamo niente di tentato, perché siamo convinti che quell'ecomostro non deve assolutamente sorgere in quell'area là, per rispetto appunto del consumo del suolo, per rispetto dell'ambiente, per rispetto anche del commercio. L'obiettivo è quello di far ritirare al sindaco di Due Carrare l'accordo di programma approvato il 27 novembre scorso in Consiglio Comunale. Sono già ben 37 le osservazioni presentate contro la struttura che dovrebbe ospitare 100 negozi. Il ricorso fa delle domande specifiche e quindi chiede soprattutto al comune di Due Carrare di prendere visione delle situazioni che loro vogliono adempiere, per dire guardate che ci sono delle incongruenze su quello che avete presentato e noi facciamo ricorso per questo. Inoltre c'è sempre il parere contrario del Ministero dei Beni Culturali espresso in difesa del Castello del Cataio che sorge a poca distanza. Ora la palla passa di nuovo al sindaco di Due Carrare. Anche il comune sembrava che volesse fare l'accordo di programma in 10 giorni, invece sta aspettando risposte dai suoi legali, però io penso e considero che alla fine prevalga il buon senso.